stelle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi lei Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Guarda che bella giornata! Sì, smontare da questo furgone è sempre una immensa gioia. Ma Sì. dove ci ha portato questo furgone oggi? Andremo alla scoperta di Vittorio Veneto e di tutto il paesaggio che circonda questa meravigliosa città. Andiamo a piedi? Andiamo, sì, adesso Lasciamo sì, qua? lasciamo qua. Forse bisogna parcheggiarlo meglio. Sì, dai, andiamo a parcheggiare Andiamo, meglio. via! Iniziamo questo viaggio davvero in un luogo molto bello, Col San Martino, dove è presente il castello che per centinaia d'anni è stato residenza di duchi, ma per oltre 1000 anni dei vescovi, quindi sede dell'Episcopato di Vittorio Veneto. In realtà i primi insediamenti si attestano qua su questo colle già in epoca pre-romana, mentre la fortezza che vediamo oggi inizia a prendere forma prima con i Longobardi e poi con i Franchi, e siamo nell'VIII secolo. I Franchi stessi che mettono a capo di questa comunità un vescovo. Perché accade questo? Perché il vescovo si sposta dalla distrutta città di Oderzo nel 665 e porta qui la sua sede, addirittura traslando le spoglie di San Tiziano. Poi ci fu un periodo ovviamente intenso di cambiamenti che porteranno all'anno 1000. C'è stata la visita di Berengario nell'897, il quale dà manforte al potere temporale dei vescovi, e nel 903 ci fu l'arrivo distruttivo, è il caso di dire, degli Ungari. Poi varie lotte intestine tra i Caminesi, il potentato di Treviso e gli stessi vescovi conti. Ciò che vediamo oggi, questo meraviglioso castello, inizia a prendere questa forma nel 1420, frutto di un grande restauro del vescovo Antonio Correr, il quale lo abbellisce per trasformarlo in una dimora nobiliare. Venezia era già arrivata prima, nel 1337, ma lascia indipendenza e libertà proprio a questi conti, i conti vescovi di Vittorio Veneto.
Benvenuti a Vittorio Veneto, anzi direi bentornati a Vittorio Veneto. Ci eravamo visti qua in Ceneda, ricordo circa 3 anni fa, eravamo sotto pressione col Covid e ci siamo conosciuti in quell'occasione là. Siete tornati nella nostra città, come potete vedere una città splendida, ricca di storia, arte e natura. E questi sono i 3 elementi principali che fanno sì che molti turisti gradiscano venirci a trovare. Vittorio Veneto è un comune molto grande, forse anzi senz'altro il più grande della provincia, frutto dell'unione di ben 4 comuni originali e oggi si estende su più di 80 km² andando dalla vetta del Visentin fino a dentro Conegliano, praticamente a sud. Tantissimi capitoli, tantissimi progetti che stanno cominciando proprio in questo periodo e che per 2 o 3 anni vedranno un fiorire di cantieri in Vittorio Veneto. Non mi resta che augurarvi un buon viaggio nel nostro territorio di Vittorio Veneto, ma anche di tanti altri comuni che ci accompagnano in questa meravigliosa pedemontana alla scoperta dei tanti particolari, dei tanti punti di interesse che qui conserviamo. Quanta bellezza oggi in questo luogo magnifico, il cuore storico di Serravalle, che insieme a Ceneda forma la città di Vittorio Veneto, che fu protagonista dell'omonima battaglia che pose fine alla Grande Guerra. Il nome che assunse, quello di Vittorio, deriva da una dedicazione che questa popolazione fece al re che ha unificato l'Italia. In realtà l'unione di questi 2 paesi forma la città, ma hanno storie differenti. Ceneda si dice abbia origini celtiche e poi a un certo punto diventa un vicus romano sotto il potentato di Opitergium. Poi arrivano i Longobardi, insomma la storia è lunga. Invece Serravalle non fu soggetta al potere dei conti vescovi, come abbiamo detto. In realtà è stato proprio un luogo in cui hanno dominato per tantissimi anni i da Camino. I segni storici di questa presenza sono tuttora visibili perché ci sono queste montagne meravigliose con questi palazzi che richiamano la venezianità, quindi il Rinascimento è trionfante lungo questa via Alemagna che porta dalla pianura verso il nord dell'Europa. Dicevamo che Ceneda è stata governata sia spiritualmente che temporalmente dai vescovi e quando arriva a Venezia lasciano a questo feudo totale autonomia e indipendenza, quindi hanno regnato davvero per secoli su queste terre e ci hanno riconsegnato però una città dove la storia la si vive, la si respira perché si fa bella e noi la osserviamo con stupore e ammirazione. Ci vediamo. È davvero un piacere incontrare ancora una volta Giancarlo, che è un bravissimo giornalista e ama tutte queste terre dell'Alta Marca. In particolare siamo in questa piazza meravigliosa. Secondo me è una delle più belle piazze del Veneto in assoluto. È bellissima e oggi bagnata da un sole primaverile frizzante, però a Vittorio Veneto c'è una storia legata a questa città, in particolare di un eroe. Tutto inizia con, credo, la Grande Guerra, ma raccontaci un po' questa storia molto particolare, molto importante perché vive qua. Sì, Vittorio Veneto è la città della vittoria, dove nel 1918 l'esercito italiano trionfò sugli austro-ungarici. C'è un vittoriese, Alessandro Tandura, la cui vita sembra tratta da un romanzo, da talmente avventurosa, da talmente bella, intensa che è. Cosa ha combinato? Lui è un classe 1893, a 21 anni si arruola nel reggimento Fanteria Re e nel 1915 è già sul fronte sul Carso.
Qui viene ferito molto gravemente, una ferita che potrebbe valergli una guerra da imboscato, ma lui non ci sta e chiede di essere rimandato al fronte dopo una dura riabilitazione. Qui si ammala, altri 6 mesi gli vengono dato di prognosi e anche qui dopo poche settimane vuole andare fuori e chiede di entrare negli Arditi. Con gli Arditi partecipa a tutte le azioni sul Basso Piave, compresa la presa di Caposile. La battaglia della Piave Vecchia. Però. Sì, la battaglia della Piave Vecchia. Poi diventa tenente di complemento, ma sono gli ultimi 3 mesi di guerra a farlo diventare un eroe assoluto. Il colonnello Dupont gli chiede di fare la spia. Cioè la sinistra Piave era occupata dagli austro-ungarici, certo. Lui era di Vittorio Veneto, perciò i suoi erano nelle mani dei nemici. Lui accetta immediatamente. Viene paracadutato l'8 agosto del 1918. Tu, Lele, dei capelli. Non sapevo neanche ci fossero. I primi paracaduti e senza nessun tipo di addestramento. Difatti c'era un temporale incredibile, lui doveva scendere a Sarmede e si ritrova a Colle Umberto. Quindi proprio in un'altra posizione. Lui fa di più di quello che gli viene chiesto, perché oltre a riuscire a passare informazioni molto importanti al comando militare italiano, sia sulla logistica che sugli spostamenti delle truppe, organizza gli sbandati. Quelli che rientrando da Caporetto si perdevano. Bravissimo, anche i disertori addirittura. Li organizza in azioni di sabotaggio sulle linee ferroviarie, spostano i cartelli e in tutte queste azioni lui è coadiuvato dalla sorella Emma e dalla futura moglie. Entrambe poi saranno medaglie d'argento al valor militare. E lui comunque, per renderti conto di che personaggio fosse, ben 2 volte viene catturato dagli austro-ungarici e scappa, la seconda buttandosi dal treno in corsa. Incredibile. Cioè, veramente. Un uomo da film però. Un uomo da film. Bene. Poi lui sarà una medaglia d'oro al valor militare e poi rimarrà nell'esercito trovando la morte nel 1937 in Eritrea, Somalia. Durante il fascismo. Sì. Grazie. Grazie a te. È davvero interessante. Che bello incontrare Giancarlo. Quante cose. Ci godiamo la piazza? Sì, una delle più belle del Veneto. Sono contento di essere con André nel cuore storico di Vittorio Veneto, a Ceneda, dove c'era un'importante comunità ebraica. È vero. E quindi la storia è lunga. Sì, diciamo che con una ducale del 1399 scopriamo che ci sono degli ebrei a Serravalle, degli ebrei che probabilmente prestano denaro. E poi passano circa 200 anni e invece abbiamo una data importantissima per la comunità ebraica di Ceneda, che è il 1599, e c'è il vescovo principe Antonio Mocenigo che invita Israel Coneyan a aprire un banco qui a Ceneda per sollevare le sorti dell'economia della città. E quindi si attesta la presenza ufficialmente. Lì si attesta la presenza, sì. Ecco. In questo punto dove ci troviamo? Qua ci troviamo dentro al ghetto, che è in questa zona tra via Manin, via Lorenzo da Ponte e via Labi, è un grande rettangolo. Ci troviamo di fronte all'entrata dei magazzini del ghetto, magazzini che sono stati il cuore dell'economia tra 800 e 900, primi del Novecento, dell'economia della comunità ebraica, ma essendo un ghetto particolare, un ghetto aperto, tutti hanno usufruito, la comunità anche vittoriese usufruiva di questi commerci. Commerci, come sapete, fatti di granaglie, di vino, di strasseria. Ecco, questo è... Non volevo interromperti. Assolutamente. Ci sono stati tanti personaggi illustri all'interno di questa grande comunità. Ah sì, certamente. Allora, se parliamo di personaggi illustri, ci soffermiamo prima su quello che tutti conoscono come Lorenzo da Ponte. Sì, librettista di Mozart. Librettista di Mozart. Nasce però come Emanuele Coneyan. È un discendente di Quila Israele Coneyan, che aveva aperto il banco.
Lui la famiglia si converte al cristianesimo per difficoltà, viene preso sotto l'ala protettrice del vescovo E quindi da cambia Ponte, nome. cambia nome proprio in Lorenzo da Ponte. La sinagoga, c'era una bellissima sinagoga in questo ghetto, a un certo punto viene smantellata, tra virgolette, e trasferita in Israele. Cos'è accaduto? 1956 muore l'ultima residente di religione ebraica qui a Vittorio Veneto. È Amina Valenzini, e qui bisognerebbe aprire una parentesi sulle sorelle, velocissime, sulle sorelle Valenzini e su Elisa Gentili, che sono le uniche persone, cioè, che proprio sono perseguitate. Grazie a il Don Tino Zambelli e poi a rischio della vita Giuseppe Vascellari, il dottore, vengono salvate nell'ospedale civile e poi da Maria Bambina Elisa Gentile. Quando muore l'ultima discendente, 56. in quel periodo abbastanza doloroso per tutta la comunità di Venezia che gestiva la sinagoga decide, in maniera così che adesso non si potrebbe assolutamente fare, di trasferire tutto quanto al Museo Israele di Gerusalemme, e lì si può vedere. È una sinagoga meravigliosa con un aron dorato bellissimo, con dei matronei, con un bimà, un pulpito in legno meraviglioso. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie. E naturalmente, se volete, Sì. appunto non c'è solo questo, insomma, Vittorio, c'è anche altro, insomma. Ma c'è anche questo, è una storia importante. Noi ti ringraziamo per avercela sintetizzata e raccontata. Sì, Grazie. molto sintetizzata. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Davanti alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto c'è un bellissimo parco che ospita numerosi affascinanti alberi, cedri e Libano, magnolie, ma la mia attenzione è caduta su questo bellissimo Aesculus hippocastano, o castagno dell'India, ma castagno ippo dei cavalli. A parte l'ippocastano, sapevate perché gli ippopotami si chiamano ippopotami? Perché sono i cavalli del fiume, per come si muovono sott'acqua. Ma torniamo al nostro albero. Ippocastano, castagno dei cavalli, perché? Perché le sue castagne, dette castagne matte, quindi non commestibili dall'uomo, venivano date ai cavalli per prevenire asma e raffreddamenti. Ma non solo, l'ippocastano veniva piantato nei punti di sosta, quindi dove i cavalli si riposavano, gli uomini si riposavano, perché aveva un potere ombreggiante dato dalle sue enormi foglie che lo distinguono dal castagno. Grazie a questo suo potere ombreggiante, i tedeschi usavano piantarlo di fronte ai birrifici, appunto per raffreddare la temperatura. Famoso quest'albero perché era l'albero di Anna Frank. Era l'albero che lei vedeva, la sua famiglia vedeva da casa sua. Quell'albero ad Amsterdam purtroppo è morto nel 2010, ma per fortuna sono stati recuperati i suoi semi e sono state fatte nascere 12 piantine. Questi alberi sono stati piantati negli Stati Uniti a ricordo dell'Olocausto. Questa cosa mi rende ancora più orgoglioso di abbracciare adesso quest'albero, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita.
car, the lane that we too afraid to start, the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and walked when he heard you can, 'cause it shows me that faith is more than sight. Eccoci. Eccoci. Angelo! Angelo! Il nostro Angelo, Angelo Custode. Ciao, Angelo, ciao a tutti. È un piacere ritrovarlo. Sì, ma soprattutto per noi è un piacere ritrovarci dentro qui a vedere queste cose. Infatti io me ne vado perché voglio scegliere i prodotti migliori, anche se qua ci sono solo i prodotti migliori. Bisogna averli Vi lascio. Più che altro sono contento di vederti a un'ora normale del giorno, non alle 3 di mattina. Non è come al solito le 2 di Ci notte. spostiamo verso quella zona del negozio che è molto Ok, grande. andiamo di qua. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Ma Angelo, qua c'è un gran lavoro che parte la mattina presto, l'abbiamo veduto proprio in quell'occasione a Treviso, poi tutto arriva qua, tu porti qua Portiamo la merce. La merce la smistiamo per quello che riguarda gli ambienti, pizzerie, ristoranti e quant'altro. E in più dopo portiamo dentro il negozio e incominciamo a sistemarla sui banchi. E questo è aperto al pubblico. È aperto al pubblico, privato, e di là il magazzino dove facciamo le forniture, praticamente un po' di tutta la zona qua nostra. Quindi nella giornata tu a che punto sei del tuo lavoro? Cosa inizia adesso? E iniziamo a vendere adesso, bisogna cercare di fare telefonate, vendere ai clienti, diciamo, forniture, pizzerie, ristoranti, case di riposo, asili, un po' di tutto. Dopo tanta gente viene qua, sia al dettaglio sia di là in magazzino. Abbiamo di tutto, perché ormai abbiamo di tutto. Adesso è un periodo dell'anno in cui si inizia a trovare sulle tavole anche dei ristoranti, ma anche nelle case. Quale prodotto in particolare? Adesso, come adesso, tutti i prodotti nuovi, tipo lo sparo di Bassano, di Cimadolmo di Bassano, verde di Scorzè, la zona di Quinto, un po' di tutto. Adesso è il momento magico, sì, no? adesso è magico perché siamo Radicchio sotto è la finito, Pasqua. praticamente. Radicchio sta finendo, ormai tutti facciamo stagionalità, passaggi di stagionalità. Abbiamo già iniziato con le fragole, andiamo avanti con le pesche noci, meloni, angurie, un po' di tutto. Cioè, di tutto di più. Se sei d'accordo, raggiungiamo il buon caro vecchio Ivo Gallo e facciamo un po' di spesa. Il nostro obiettivo è comprare la migliore frutta e verdura del giorno. Sempre. Andiamo? Sempre e di tutto. Via! We could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Ok, Ivo, prendiamo qualcosa di stagione, tipo lo so, i scioppettini. Vai, i soppettini. Un po' di soppettini, giusto? un buon risotto e anche i bruscandoli. Lupo, vai. Potrebbe anche prendere però un attimo solo la barba di frate, 2 di quelli magari. Cos'è? Sì, barba di frate. Barba di fai, come si fa? Bello. Va sbollettata e fatta veloce e messa in insalata. Bene, Insomma, bene. Perfetto. Bene, buono, bene. di stagione. Un Eccoli po' di qua. belli asparagi. Attenzione, guarda che roba. La di Cimadolmo, sparo di Cimadolmo, quello là. Magari uno di quelli. Qua. E in Piano. abbinamento mettiamo un sembra po' di di- fragole magari. non so, Fragole. Un cestino di fragole, 2. Io sono felicissimo, Però anche se questo sono sì, allergico alle perfetto, fragole, perfetto. ma le Ah, mangerei mettilo tutte lo nel stesso. sacchetto, Ah, nel così. sacchetto. Ma non importa, No, mettilo qua, mettiamo dopo qua, vediamo. meglio. Anche un melone magari. non Melone so, per io. Claudio. melone, melone però per prima È Claudio. Claudio che piace il No, melone. no, No, senza noi guanti, senza guanti. Che Io. piace il melone è Claudio. Claudio è regista, bisogna trattarlo sì, bene il bisogna regista trattarli perché bene, se sennò no qua- si E vediamo se indovinate cosa piace a me. Le pesche noci. No! il Mango! mango. Allora andiamo sul mango. Quello speciale è questo qua. Il Allora. migliore. Prendine 2 allora per me, dai. Basta uno, contentati di uno. Se no, Volevo scappare. se no non è valido. Lo so. Se no non è valido. You came crashing in out of nowhere. Fragole. Il melone per Claudio. Questo è La barba, non mi ricordo. sbollentato, Sì, sbollentato. Ti ricordi come si chiama? Barba di prete. Barba di prete. Luca Ivo, prendete le cassette. Grazie, tu fai nulla. Carichiamole in furgone. Hai pagato? Certo. Bravissimo. Bene. Vai, allora, questa la porto io. Io apro. Grazie Luca. Dammi una mano, perché con l'Ele mi sa che...
Carichiamo qua. Apri, automatica, apri. I believe, and I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Vieni qua che salutiamo. Sei qua? Luca, grazie. Alla prossima. Ricordiamo a tutti, e lo vedete anche dalle dimensioni, che Luca è il figlio di Angelo. Stella Fruit, ciao! Ciao. Vai a guidare. Ciao Luca. Ciao. Out of nowhere. All this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. There's something in your touch, baby. The way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, there's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere and into my life. You walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah. You came crashing in out of nowhere. Out of nowhere into my life. You walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah. You came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of È un piacere incontrare Sara Piacere mio. in questo luogo bellissimo che si trova all'interno della Core Zone dell'UNESCO, vero? Quindi è un agriturismo molto particolare perché lo si evince anche da ciò che c'è alle mie spalle, delle botti. Allora, mi verrebbe da dire, se vuoi passare un soggiorno ubriacante, inebriarti in mezzo alla natura, vieni qua. In realtà sono delle grandi botti vere, utilizzate per il vino, in questo caso sono utilizzate per dormire. Cosa ti è venuto in mente? Allora, sono le nostre lunotte, che tra l'altro è l'unione di luna e notte, perché questo agriturismo giace in questa collina che si chiama Col de Luna, perché i nonni dicevano che da qua si vedeva più grande, più vicina alla luna. E mi è venuto in mente che volevamo fare 2 camere in più all'interno dell'agriturismo, con una bellissima vista sulle colline UNESCO del Prosecco, con il Cognano Valdobbiadene. E abbiamo creato queste botte che sono delle vere botti dove si affina il vino usualmente, e noi invece le abbiamo riempite di un alloggio, quindi c'è un letto, c'è un bagno, una doccia c'è tutto il legno appunto all'interno. Tu hai anche delle camere tradizionali e in Sì. più hai queste. Chi è che Esatto. sceglie di passare delle notti all'interno di queste strutture molto particolari, diciamo? Ci sono tantissime coppie che vengono qua, magari soggiornano una notte nell'agriturismo nelle camere normali e poi si fermano una notte in botte o fanno il contrario, che vogliono venire a degustare il vino, conoscere le colline, quindi sono appassionati comunque del mondo del vino e dopo uniscono anche la notte in botte. Perché tu fai molte cose, offri molti servizi, quindi diciamo che c'è la vacanza tradizionale, poi c'è tutto l'apparato legato a questa stupenda natura lussureggiante con dei percorsi. immagino, Esatto, no? del mondo del vino, e poi ci sono dei percorsi, quest'anno poi stiamo risistemando tutta la collina con dei percorsi a piedi per fare delle passeggiate all'interno del nostro giardino. E da qui, molto vicino, insomma, si può notare il passaggio del cammino dell'UNESCO che è su quelle creste più alte. Sulle vero? creste più alte vediamo il passaggio del cammino che poi termina a Vittorio Veneto. E poi tu produci anche del vino, Io produco il vino. ovviamente sì. il prosecco, immagino, di OCG. Noi produciamo il nostro prosecco di OCG, la vigna di Sara, da solo nostre uve, perché noi abbiamo 21 ettari di proprietà e produciamo solo con le nostre uve, quindi ci teniamo molto a dirlo. E facciamo la vendemmia notturna da 10 anni. Adesso abbiamo fatto la nostra certificazione vendemmia notturna, quindi tutti i nostri prodotti vengono vendemmiati di notte. Fantastico. Quindi devi venire a settembre. Sì, assolutamente. Ci vengo volentieri, magari mi faccio una bella penichella anche dentro la botte. Esatto. E quanto bello è stare qua. Bellissimo, poi tante volte ci dimentichiamo perché siamo presi dal lavoro, da organizzare, da sistemare, adesso tra poco c'è la stagione che parte, quindi c'è un sacco di attività, quindi è frenetico, quindi devi rilassarti, andare fuori, respirare, guardare e ti rendi conto della bellezza di quello che abbiamo. I don't mind
I can feel powerless and my coat's already overfilled. Yeah. Daddy's on the table, the fire's here. And if I'm in baby, I'm a slave, I walk in. Daddy's on the table, the mother choking. I'm gonna hungry. Yeah, I'm gonna hungry. Yeah, I'm gonna hungry. Yeah, I'm gonna hungry. Alle mie spalle si trova l'ingresso principale del monastero cistercense dei Santi Gervasio e Protasio, ancora oggi funzionante e abitato da una comunità monacale femminile. In realtà l'ordine e il primo monastero nascono nel 1212 nella città di Belluno. Solo nel 1909 le suore furono costrette a trasferirsi qui a San Giacomo di Veglia. Negli spazi di due enormi barchesse ad uso agricolo ci fu un atto di donazione e ci fu un trasferimento. Ma perché dopo tanti anni ci fu questa esigenza? Sostanzialmente gli echi napoleonici francesi arrivano a Belluno nel 1870, ripigliando un vecchio ordinamento del 1810 che era legato alla soppressione degli ordini religiosi con la confisca dei beni. Fatto sta che l'amministrazione di Belluno impugna questi antichi ordinamenti e ammonisce le suore di lasciare il monastero. Dopo anni di trattativa si giunse ad una sorta di soluzione, cioè le monache non potevano più accettare novizie e qualora il numero fosse arrivato a solo 7 sorelle, a quel punto ci sarebbe stata la confisca. Ciò accade appunto nel 1909 e le suore rimaste furono obbligate a trasferirsi in questi luoghi, come dicevo, frutto di una donazione. La cosa interessante è che nonostante questo luogo non sia nato all'inizio come monastero, ha un'architettura molto importante, con questi bellissimi archi a sesto intervallati da delle semicolonne che sostengono una grande trabeazione. L'ordine è ancora in vita, ancora operativo e attivo, e ci furono due momenti difficili, uno durante la Prima Guerra Mondiale, questo divenne un caposaldo dell'esercito austro-ungarico, e poi un altro momento difficile durante la Seconda Guerra Mondiale, diventò sostanzialmente un deposito di camion dei tedeschi. Ora lo ammiriamo così com'è dal 1909 e speriamo che questo monastero nel nostro cuore getti un bel messaggio di pace, perché ne abbiamo davvero un immenso bisogno.
Ecco, questo è un luogo importante per la storia economica del Veneto soprattutto, perché è un presidio che ci ricorda un lavoro che ormai non si compie più. Siamo infatti all'interno di questo straordinario museo del Bacco da Seta a Vittorio Veneto e questo mi evoca anche dei ricordi personali, perché mia mamma da bambina lavorava presso questo stabilimento. Erano molte le lavoratrici bambine, molto piccole, sì. Un motivo su tutti è che avevano le mani più piccole, quindi più adatte alla lavorazione di questo prezioso filamento. E il secondo motivo perché venivano pagate meno e sfruttate, questa è la realtà dei fatti, anche perché era un lavoro molto stagionale, si lavorava circa 30-40 giorni da aprile a giugno grosso modo, e quindi era un lavoro diciamo molto stancante per tutte queste donne. Infatti la cosa che mi colpisce, che mi ha colpito appena entrato all'interno di questo spazio, che è anche uno spazio della memoria, è che è un museo dedicato alle donne, al lavoro delle donne. Se ne parla sempre poco in realtà e io me le vedo, lo si percepisce anche dalle tante foto che sono esposte all'interno di questi spazi, queste giovanissime ragazze di famiglie molto povere o contadine che per un periodo cercarono di guadagnare qualche soldo, venendo dai paesi limitrofi. Pensate che al pieno della produzione, nella provincia di Treviso, c'erano 40.000 famiglie che conferivano questo bene così prezioso. Cos'è questo bene così prezioso? Il cavalier, cioè il bacco da seta, che non è altro che è il bruchetto fatto da una falena, una farfalla notturna, che è il Bombix mori, il bombice del gelso del Morer. Esatto. Che poi, prima di metamorfosare, si diventa crea una farfalla, diciamo. Esatto, si crea questa sorta di casetta filamentosa e poi da cui si ricava la seta. Esatto. Pensate che la seta veneta soprattutto è stata per secoli un prodotto eccelso, di lusso, superiore per qualità a quello cinese. Quindi perché non esiste più questo prodotto? Dimmelo Domanda tu, dicelo. importante, perché dagli anni 40 in poi ci fu un crollo della vendita legato al fatto che arrivava il materiale sintetico dalle nuove industrie, come per esempio Tor Viscosa che visitammo, eccetera. Quindi il nylon, il materiale artificiale, costava molto meno e quindi ha soppiantato questa lavorazione che era pesante, perché c'era l'allevamento del bacco, poi c'era tutto questo lavoro all'interno delle filande, quindi era molto più semplice produrre nylon. La coltivazione dei gelsi, che ancora oggi però per fortuna vediamo. E poi noi insomma abbiamo incontrato quest'albero molte volte, anche perché veniva utilizzato sposo del vitigno nelle famose belussere, dove si coltivava il prezioso vin d'aviaio, cioè il raboso. Quindi dicevo, ci fu un crollo pesante, il momento più alto della produzione era durante l'Ottocento, tanto che nel 1873 viene fondato il Regio Osservatorio che sovrintendeva questa grande produzione di seta, e poi ci fu appunto il decadimento per i motivi che abbiamo appena spiegato e si passa da 5.000 tonnellate di seta prodotta qui in questa filanda, che era la filanda Mazzi, che poi è diventata museo, da 5.000 tonnellate a 800 tonnellate negli anni 40, quindi un crollo vertiginoso che ha cancellato una produzione antica e che portava molta economia a questi paesi. Quindi noi osserviamo questo museo, ci facciamo catturare dall'importanza di tutto ciò che è esposto, ma soprattutto siamo vicini al messaggio che questo luogo ci vuole dare. Cioè, ricordiamoci delle donne che sono state madri, ma soprattutto grandi lavoratrici e hanno permesso per centinaia d'anni che si producesse la preziosa seta veneta. Finalmente, dopo anni e anni di pellegrinaggi gastronomici,
Siamo giunti da un mito della gastronomia dell'Alta Marca, che è il buon Renzo, che ringrazio e saluto intanto. Io sono senza parole. Perché qua guarda, è uno dei ristoranti di pesce più importanti, più riconosciuti da tantissimi anni peraltro, che si trova qui ai bordi della Pedemontana, sulle colline. Cos'è successo, Renzo? Come mai? Nel 78 avevo iniziato a fare del fritto misto, che era una zona scoperta di tutto, e ho iniziato con la mamma a fare fritti misti, sempre più gente, poi ci hanno chiesto di fare dei pranzi e sono partito a fare dei pranzi piano piano, finché ho fatto un po' di nome e così ho sempre continuato. Direi che ti conoscono anche in tutte le pianure venete, quindi altro che nome. Però in particolare vedo che vi faccio due assaggini, eccoli qua gli assaggini. Due di pesce, due assaggini di pesce. Diciamo che noi siamo forti negli antipasti. E per esempio questo è un grande antipasto. Poi no? sì, è una parte dell'antipasto, diciamo questo qui. Una parte. Una parte. Okay. E dopo facciamo dei primi un po' assortiti, diciamo, dipende anche dalla qualità che troviamo al mercato. Dal pescato, sì. Dal pescato. E poi noi lavoriamo molto alla griglia di legna, proprio braccia, non piastre o niente, proprio braccia. Come si faceva un tempo. Come che si faceva una volta. E cosa ci hai messo sopra questo tavolo? Abbiamo messo un po' di scampi crudi, delle moecche, che adesso è un po' di stagione, le moecche con la polenta. Ecco, Ivo la assaggia per primo. Moeca. Questa è una cosa assoluta. Poi abbiamo le canocce, le canocche come vogliamo chiamarle, dei gamberi bolliti, della polpa di granchio, poi ci sono dei gamberi fritti. Poi abbiamo le Poi capasante. abbiamo la tradizione capasanta, la piovra con le patate che la serviamo normalmente con un vasetto, diciamo, il baccalà mantecato e del pesce spada affumicato. Fantastico. E a te cosa piace di più di tutto questo? Dovessi sceglierne uno. Ma diciamo, assaggi un po' di tutto, quindi va bene tutto, diciamo, dico. E poi ovviamente hai i tuoi primi, Sì. la griglia che dicevi, tante altre cose, però insomma questo è un trionfo di pesce come antipasto che noi proviamo a goderci insieme a Renzo. Il consiglio che vi diamo è quello di recarvi qui dal buon Renzo, c'è anche il figliuolo in cucina. Sì, c'è il figlio che cucina, c'è la moglie, c'è la figlia. Quindi tutta la famiglia diciamo che abbiamo, operativa. Sì, abbiamo la Leonora, Marco e la Milena che è quello che ci dà la mano, mi dà la mano. Ed Diciamo. è vivere un bel momento gastronomico in questo luogo molto bello. Io a questo punto, Renzo, se sei d'accordo, farei un brindisi con te, ma anche con te, Grazie, te lo concedo. grazie, molto gentile, Brindiamo la molto cucina gentile. di pesce di Renzo, di Cappella Maggiore, La salute. e noi ci tuffiamo su questi piatti. Evviva! C'è sempre un filo conduttore che lega il passato, il presente e il futuro. E qui alla Lana e Bottoli si parla proprio di filo, giusto Roberto? Che filo? Filo di lana, principalmente. E la storia sta nell'iniziare dalla lana grezza e arrivare al tessuto finito. La nostra peculiarità è proprio quella di essere nel Triveneto l'unico lanificio che parte dalla lana grezza fino al tessuto finito. 36 operazioni diverse e diciamo che in aggiunta abbiamo anche le nostre pecore nell'Appennino, quindi una piccola parte della nostra produzione è fatta con pecore sopravissane e gentili di Puglia, originali del territorio, lane bellissime che noi siamo riusciti a rivalutare. Tu Roberto sei stato un pioniere quando ancora non si parlava di sostenibilità, ma negli anni 2000 hai prodotto dei tessuti senza usare coloranti. Sì, diciamo è stata un'intuizione che è partita dal vedere questi greggi in abbandono e usati soltanto per usi diversi dalla lana. Era il momento in cui non si parlava di sostenibilità, non esisteva la parola, noi l'abbiamo interpretata con l'uso di lane italiane e produzioni completamente italiane. La lana viene usata solo nel colore naturale bianco e nei colori marrone, nero
quello che chiamano nero che è un marrone, e i colori intermedi. Quindi abbiamo selezionato personalmente dei greggi nei colori bianchi e nei colori scuri, incrociando i vari colori, e oggi facciamo dei tessuti e delle meravigliose coperte naturali senza tintura. Questa è una nostra specialità che è datata 2000. Caspita, avrete capito che qui, seppur industria, la qualità è ancora quella artigianale, perché pensate ai minimi particolari. Sì, cerchiamo di farlo, abbiamo un'esperienza che data 1861, io personalmente qualche anno in meno, comunque già tanti, e curiamo proprio la qualità perché serviamo la migliore clientela mondiale e a questa diamo un prodotto che ha lo spirito artigianale, la qualità di un'industria evoluta e l'aggiunta della passione che mettiamo nella nostra produzione. Il tutto è un mix difficilmente riproducibile. Infatti eccellenza del Triveneto, ma dell'Italia tutta, del mondo intero. Caro Roberto, tu mi trasmetti molta passione, ma mi sta venendo voglia di imparare, di produrre, di fare qualcosa. Posso? Beh, diciamo che in questi tempi c'è sempre bisogno di manodopera specializzata, se mi permetti di chiamarti manodopera. Nel nostro edificio ci sono 36 diverse operazioni. Una di queste potresti sceglierla e fare una piccola dimostrazione di come si lavora lana nel nostro edificio. Perfetto, allora vado a imparare, ti ringrazio. Grazie a te. E come si suol dire, vai a lavorare. Avanti tu. Siamo a 1500 metri sulla sommità del Monte Pizzoc, che guarda tutta la pianura veneta, in particolare sotto di noi tutta l'area delle colline del Prosecco UNESCO. Si intravedono anche gli specchi d'acqua dei laghi di Revine. Il silenzio è assoluto, quasi mordente. C'è una pace che raramente si trova, forse perché siamo in un periodo lontano dalle stagioni in cui c'è maggior frequentazione. Devo dire che forse è il momento giusto per godersi questi luoghi che conservano una natura davvero gloriosa. Salendo si attraversa la faggeta del Cansiglio, che già dicemmo il bosco d'Aremi della Serenissima Repubblica di Venezia veniva utilizzata proprio dall'Arsenale come elemento fondamentale per la sopravvivenza economica e militare della mitica Repubblica Veneziana. E da qui insomma la pace è assoluta e noi ci godiamo questi pochi attimi di gioia interiore e la viviamo a contatto con questa natura magnifica che si dona a noi, un luogo donativo. Grazie Roberto di averci accolto in questo luogo in cui uomo e natura per centinaia di anni hanno convissuto, anche nella difficoltà, nella fatica. Siamo all'interno della Foresta del Cansiglio, o sbaglio? In che zona siamo? Siamo all'inizio proprio della Foresta del Cansiglio, siamo ai confini tra le province di Treviso e Pordenone, quindi della regione Veneto e regione Friuli Venezia Giulia. Siamo circa 700-800 metri d'altezza, in località Faidel. Questo è il parco cosiddetto dei Carbonai, che ricorda il passato. Sì, infatti per centinaia di anni gli uomini in primavera dalla pianura salivano in quota,
raccoglievano il legname, soprattutto il faggio, questa è la faggeta, la famosa foresta da remi della Serenissima Repubblica di Venezia. Apriremo un altro capitolo. Una volta raccolto questo legname, cosa succedeva? Sì, questa era una zona appunto dove c'era parecchia povertà e quindi le persone partivano dalla pianura, venivano qui in montagna, raccoglievano il legno, in particolare il faggio, e creavano questi cumuli che si chiamano poiat, sono cumuli di legna, terra, rami, foglie, per creare appunto all'interno una camera d'aria dove il calore permetteva al legno appunto di creare questi cumuli di carbone, un carbone particolare perché appunto vegetale, che poi una volta ricavato serviva a queste persone quando tornavano in pianura a fine estate, all'inizio dell'autunno, per vendere e quindi avere sostentamento per loro e la famiglia. Se sei d'accordo, sindaco, guadagniamo un poiat, Certo. così vediamo come era fatto questo cumulo. Come era fatto? Andiamo? Andiamo. Caro Roberto, questo è il famoso poiat che mi dicevi prima. Sì. Questo cumulo col palo in mezzo profondo 3-4 metri in cui si ricavava questo prodotto utilissimo alla sopravvivenza dei paesi di pianura e di collina. Certo, questo è proprio il caratteristico poiat, che era anche una volta era più alto, ovviamente questo viene fatto a scopo dimostrativo, e questa struttura, come dicevamo prima, in terra, legno, foglie, che veniva appunto utilizzato per creare quel calore al cui interno poi ricavare il carbone vegetale. E ogni anno si ricorda, si rievoca questa antica attività, se non sbaglio a luglio. A luglio, sì, nel mese di luglio, grazie anche alla collaborazione con l'associazione Pro Belvedere, si rinnova l'accensione del poiat e poi ovviamente qui c'è una festa che dura circa un paio di settimane. E si può mangiare il frico che è friulano, ma qui siamo a 1 chilometro, certo. quindi siamo veramente, il Cansiglio segna l'unione di due regioni più che la divisione. Sì, esatto, qui c'è solo un confine amministrativo, però insomma la zona è la stessa, la gente è la stessa, quindi insomma diciamo il confine quasi non lo percepisci, ecco. E Cordignano è inserito all'interno di questo circuito dei parchi, questo appunto è il parco degli ex carbonai, ma ce ne sono altri nella zona dell'UNESCO, potremmo definire. Esatto, proprio all'interno della zona dell'UNESCO noi siamo un po' la porta d'ingresso venendo da est. Siamo in 5, abbiamo messo in rete questi 5 parchi, quindi Cordignano il Poiat, Cappella Maggiore con il Parco dell'Olio, Revine Lago con il Vellet, poi abbiamo Pieve di Soligo con Andrea Zanzotto e le Grotte del Caglieron a Fregona. Ecco, solo questo è il motivo per fermarsi una settimana, visitare tutti questi parchi, rivivere l'antica tradizione, ma soprattutto immergersi in quel famoso paesaggio che tanto caro era appunto ad Andrea Zanzotto. Certo, il paesaggio, chiama l'ambiente, questo sicuramente è il luogo ideale per trascorrere dei giorni in assoluta serenità. Grazie Roberto. Grazie a te. Grazie di cuore. Che bello, che bello, che bello essere qui. Ah, bravo, che bello cosa. Con Mara, che ringraziamo per l'accoglienza. Grazie a voi di essere qui a Sarmede, al Teatro Auditorium. Siamo già stati a visitare questo paese straordinario qualche mese fa in occasione dell'inaugurazione della mostra internazionale, che devo dire è qualcosa di gigantesco. Tanti artisti che si muovono da ogni parte del mondo e poi c'è una mostra a Sarmede che merita di essere visitata perché è bellissima, che è della fondazione... La fondazione Stefan Zavrel. Che adesso ci dirai perché rientra anche in altri meccanismi legati a manifestazioni ed eventi. Sarmede è un paese culturale che spinge molto e crede molto anche nei giovani del territorio, ma fate tantissime cose, per esempio? Beh, allora visto che hai appena parlato della fondazione Stefan Zavrel, insieme a ideata da Stefan Zavrel, è una delle nostre manifestazioni clou, che è le fiere del teatro, che ogni anno si tengono la seconda e la terza domenica di ottobre, dove il cuore del paese diventa un'immensa isola pedonale che ospita circa dai 20 ai 25 spettacoli ogni domenica con 60-80 artisti internazionali di strada. Cioè? Cosa fanno? Artisti internazionali di strada, parlo di burattinai, mangiafuoco, trappolieri che piacciono a noi. Sì, piacciono quelli alti. Esatto.
arte circense, tant'è vero che negli ultimi 3 anni collaboriamo anche con il Circo Patouf, che immagino voi conosciate. Beh, famoso. Ecco, e con Gianfranco Gallo del Teatro Acqua Alta di Noale, vostro provinciale. Sì, ecco. con lo stesso cognome. Lo stesso cognome, quindi una brava persona sicuramente. Bene, io Mara ti ringrazio davvero e ti faccio un'ultima domanda, se Certo. posso. Si sta bene a Sarmede? Moltissimo, tant'è vero che tutte le persone che vengono a Sarmede poi chissà perché non se ne vogliono andare. Si innamorano di questo Si posto. innamorano di questo paese. È anche vero che è molto particolare, il nostro è definito appunto il paese delle fiabe, perché nel nostro territorio ci sono circa 60 affreschi, che immagino li avete anche visti, affreschi murales, e quindi noi organizziamo anche dei tour a questi affreschi, a questi murales, oltre ad abbinare appunto il nostro teatro con la scuola va a teatro, la famiglia va a teatro, rassegne e quant'altro. Ce n'è tantissimo, c'è tanta carne al fuoco. A proposito di carne al fuoco, Sarmede è famosa anche per l'enogastronomia ovviamente, quindi un luogo dove arte, storia, cultura, ma soprattutto paesaggio si uniscono insieme per creare qualcosa di straordinario. Grazie. Grazie a voi. Tra le tante cose che scopriamo, tanti luoghi che visitiamo, ecco, questo è uno dei miei momenti preferiti, quando ho la possibilità di entrare all'interno di uno scrigno storico, religioso e artistico davvero magico. Siamo all'interno di un monumento importante, non solo per il comune di Cappella Maggiore, ma per tutto il vittoriese, che la storia è articolata e antica. Siamo all'interno della cappella dedicata alla Santissima Trinità, la cui dedicazione la si legge in uno dei portali d'ingresso del manufatto, Trino et Uni. Questa chiesa, come la vediamo oggi, ha una struttura che risale al XV secolo e si chiama la chiesa della Mattarella o anche Cappella Campestris, quindi una cappella rurale che si trova immersa nel paesaggio della campagna veneta. Qualcuno dice che da qui derivi il nome anche del paese, Cappella Maggiore, ma non ne siamo certi, in quanto anche la parrocchiale di questo comune è davvero molto antica e con altra dedicazione. In realtà la Mattarella perché? Perché alle mie spalle c'è un meraviglioso affresco del bravissimo pittore Antonio Zago da Bergamo, risalente al 1503, che dipinge la Madonna in trono con bambino, angeli musicanti, e poi c'è un'altra figura. La figura che vedete è proprio Andrea Mattarella, che era il proprietario delle campagne circostanti e che ha commissionato quest'opera al grande artista lombardo. Di Antonio Zago troviamo anche altre raffigurazioni, come per esempio la crocifissione e l'adorazione dei magi. Poi è molto particolare invece l'illustrazione, o chiamiamola pure affresco, come è giusto, della Madonna del Melograno, dipinta da Antonio Serravalle nel XIV secolo. La sacrestia è stata costruita invece nel 1640, il presbiterio è a pianta rettangolare con una stupenda volta a crociera. E poi la cosa che mi ha colpito profondamente è il fatto che si assiste a una sorta di matriosca architettonica, quindi la chiesa nelle sue fattezze del XIV secolo, però all'interno è come ci fosse la parte di un'altra chiesa molto più antica, la si vede dai mattoni che si stagliano proprio sulla parete. Una chiesa importante perché si dice sia stata costruita tra l'VIII e il IX secolo d.C. Qualcuno dice in concomitanza con l'arrivo dei Longobardi, anche se le fonti non sono certe, motivo per cui è chiamata anche la Longobarda. Però l'affresco che vediamo è preziosissimo.
in quanto durante le epidemie del 1600 questa chiesa è stata utilizzata come lazzaretto e per disinfettare l'aula le pareti sono state ricoperte di latte di calce. Questa calce ha permesso fondamentalmente la conservazione degli affreschi antichi. Infatti, l'Ultima Cena, che si staglia su questa antica parete, si dice sia dell'XI secolo e pensate, è considerato l'affresco più antico della provincia di Treviso. Le fonti non sono quindi certe, anche perché il primo documento scritto che troviamo che parla di questa chiesa è del 1334, un testamento di Zanetto, un beccaro di Serravalle, che dona del denaro per la manutenzione di questo luogo sacro. Siamo nel comune di Cappella Maggiore e proprio in questo paese il secondo e terzo fine settimana di aprile si tiene una grande manifestazione culturale, l'Olio della Serenissima, con visite guidate, spettacoli, degustazioni e tantissima festa. Da qui ora ci spostiamo a Columberto per raccontare la storia di uno dei più grandi personaggi dello sport italiano. Sono in un luogo molto particolare che respira storia, queste pietre ci parlano, ma adesso capiremo dove siamo. Intanto io volevo ringraziare i ragazzi che sono qui con me, Renato e Domenico, grazie dell'accoglienza, della gentile disponibilità, ma anche Tiziana, che è la presidente della Proloco, è stata con noi davvero gentilissima, e perché no anche Andrea, che è il chiavista, colui che ci ha aperto la porta, sì. È stato molto disponibile per vari cambiamenti di orario, eccetera, eccetera. In realtà, in questo antico opificio che risale al XVIII secolo, questa è una mola, dove si lavorava il ferro. Quindi c'era il fuoco, il maglio che picchiava sul metallo e si producevano utensili utili evidentemente all'agricoltura. Renato, Bottecchia, è una famiglia che è radicata in questo territorio. E tu sei parente del grande Ottavio. Raccontaci un po' la storia della famiglia. Allora, è difficile, lo so, ma... Dai, cerchiamo di... Allora, Ottavio è l'ultimo di 8 fratelli. Ottavio. E ti chiama, ma non so, ho trovato subito il nome senza andare in cerca. Ottavio. Molto Ottavo, veloce. ecco, è così. Famiglia... La prima era Angela Bottecchia, che sarebbe stata mia nonna. Certo. E Ottavio era l'ultimo. Praticamente l'unica che ha studiato in casa era l'Angela Bottecchia, la prima, che faceva anche la supplente a San Martino Maestre. Ha insegnato a leggere e a scrivere Ottavio, questo me l'ha detto lei. Certo. Gli altri, purtroppo, causa quel periodo là abbastanza difficili, e niente, lavorare e stop. Ecco. La passione della bici a Ottavio è venuta, penso, durante la guerra, che è stato anche decorato. Lui combatteva in bici praticamente. Lui era un bersagliere ciclista e combatteva in bici, bravo. Si metteva il bastone sul tubo della bicicletta. E l'ha fatto anche prigioniero, è scappato 2 volte. Il fucile. Fucile, sì. E la passione gli è arrivata, penso, là, con la bici. Il fratello, un po' più, qualche anno di più, Giovanni, che lo ha aiutato, perché ha visto che era tagliato per promettente. Sì. Lo ha aiutato con la bici, prestando la bici, aiutando a comprarla. Però era anni, sai, duri, no? E ha cominciato a fare anche un po' di corse qua da dilettante, e la prima iscrizione l'ha fatta col Cordignano, qui vicino, il Cordignano, che è una squadra ciclistica, dove ha cominciato a vincere, stravincere, anche l'ha notato a Pordenone, la ciclistica Pordenone, e l'ha ingaggiato perché gli hanno dato di più, è andato là, no? Domenico, alla fine, come diceva Renato, arriva questo percorso agonistico da ciclista e a un certo punto arriva la Francia. Cos'è accaduto? L'hanno ingaggiato perché ha visto che qua in Italia non lo ingaggiavano, allora è andato in Francia. Avevo visto che aveva un potenziale. Sì, che aveva forza. Dopo nel 23 ha preso la maglia dalla prima tappa del Tour de France. Prima tappa portata fino a Parigi. Secondo anno 24. ha preso 24,
ha preso la maglia e ha portata fino a Parigi. E poi anche nel 25 si è replicato la faccenda, quindi è diventato uno dei ciclisti più forti del mondo, parliamoci chiaro. No, è così. C'era questo aneddoto forza che leggevo, che lui a un certo punto vinse una tappa al Tour de France, al buffet di ristoro di fine corsa continuava a mettere i panini in tasca. Questo è un aneddoto che ci racconta il Veneto di quel tempo. Perché? Perché metteva i panini in tasca? Per portarli a casa, dare in famiglia, mangiare alla famiglia. Io ringrazio Renato e Domenico per la gentilezza, come Tiziana e Andrea. Mi piace rimanere un po' all'interno di questo spazio perché sento che c'è una forma di meccanismo virtuoso, quasi energetico, che sposa l'antica attività rurale di queste comunità, la bellezza del paesaggio, a un grande uomo, a un eroe della nostra patria che si chiamava Ottavio Botteghi. Grazie. Prego. Grazie. Caro Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassi. sei contento? Contentissimo. E qui siamo proprio a ridosso della Pedemontana, molto vicini anche alla regione Friuli Venezia Giulia. Siamo nel comune di Sarmede e questo è Rugolo, da cui si gode di un panorama che spazia in tutto il vittoriese che abbiamo vissuto in questi giorni, ma vede anche la pianura veneta. E devo dire che è stato un viaggio particolare. Sì. Dove le attività umane si sono mescolate alla bellezza del paesaggio e alla sua storia. Quindi siamo contenti per questo. Contentissimo. Aspetta Lele, ti interrompo un secondo. Sì. E prendo il plettro che mi è caduto. Sì, prendi il plettro. Scusami. Prende il plettro. Vai. Peraltro, una delle figure che abbiamo schivato in questi giorni è quella del grande Lorenzo da Ponte. Sì. Nato nel 1746 nel ghetto ebraico che abbiamo visitato perché era di origine israelita, poi si è convertito al cristianesimo e poi la storia è molto lunga. Uno degli aspetti più importanti di questa figura è che oltre ad aver insegnato nell'Ottocento presso gli Stati Uniti all'Università della Columbia, è stato un librettista di Mozart. Dopo il periodo viennese entra in contatto con la corte appunto austriaca, scrive 3 opere importantissime del grande Wolfgang Amadeus Mozart, che sono Così fan tutte, Le nozze di Figaro e il Don Giovanni. Io chiuderei con delle parole appunto di Da Ponte tratte dall'opera Il Don Giovanni e diceva: è confusa la mia testa, non so più quel che io mi faccia. E un'orribile tempesta minacciando Dio mi va, ma non manca in me coraggio. Non mi perdo, mi confondo. Se cadesse ancora il mondo, nulla mai temer mi fa. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questo viaggio. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Nel vittoriese a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, ci riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuore farà 3000 capriole.